I sigilli della finanza sono scattati per conti correnti e beni immobili e di lusso come opere d'arte, orologi e persino una Rolls-Royce. Un sequestro totale di 110 milioni di euro eseguito dalle Fiamme Gialle di Verona nei confronti di 13 società e 14 persone. Nel mirino un'enorme frode sul bonus facciate. Verona, Vicenza, Padova, ma anche Roma, Milano e Brescia, le province coinvolte nell'inchiesta, con oltre 100 indagati. Persone e società che avevano usato in maniera distorta le misure agevolate del decreto rilancio per gli interventi edilizi sotto forma di crediti d'imposta cedibili a terzi e utilizzabili in compensazione o monetizzabili presso le banche. Nella frode sono coinvolti tutti coloro che hanno partecipato alla generazione di questi crediti inesistenti. È stato scoperto infatti un sistema con il quale erano stati comunicati all'Agenzia delle Entrate crediti d'imposta inesistenti sul bonus facciate per oltre 84 milioni di euro. Alcune delle società sono risultate prive di strutture e mezzi per la realizzazione degli interventi edilizi oggetti del bonus. La maggior parte delle persone fisiche che avevano ceduto il credito d'imposta per dichiarati lavori edilizi alle società indagate non era proprietaria di alcun immobile e i lavori, mai eseguiti, sono stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate con dati catastali artefatti relativi a immobili inesistenti.